È soltanto un neonato, lo hanno battezzato Attilio, il suo corpicino è stato ritrovato vicino a questi cassonetti. Siamo nel comune di Santa Maria di Sala, al confine tra le province di Venezia e Padova. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, trasferito d'urgenza al vicino ospedale di Dolo, le sue condizioni sono buone. Un altro bambino abbandonato, se ne è accorta una signora che transitava nei pressi. Un anno prima una bambina invece era stata lasciata davanti alla chiesa parrocchiale, l'aveva trovata una suora. Degli episodi che siamo nel 2016 ma sembrano portarci indietro addirittura di secoli. Questo è vero e nello stesso tempo la domanda è altrettanto importante, perché pur essendoci tutte le opportunità di andare in ospedale, partorire nell'anonimato, lasciare eventualmente lì il bambino, forse c'è qualcosa in questa procedura che non funziona. Che ne so, se fosse un minorenne può partorire in ospedale nell'anonimato, oppure c'è la paura che bisogna comunque lasciare giù un nome di un adulto, di un maggiorenne. Quindi non so che cosa possa impedire questo. Certo è che rispetto alla notizia che era uscita nel primo momento, ecco, il bambino non è stato buttato dentro il cassonetto. Questa sporta era dietro il cassonetto, quindi la mamma non voleva evidentemente buttarlo via, lo ha messo in un posto sperando che qualcuno passasse di lì magari per buttare via delle immondizie, e così infatti si è realizzato. Una signora è passata per buttare delle immondizie, ha sentito un vagito, qualcosa, e si è poi allertata fino a che questo bambino è stato ritrovato. Questo per non infangare ulteriormente quella mamma che io non so con quale cuore o con quanto dispiacere abbia fatto questo. Certo è che lasciare una creatura lì indifesa è sempre una cosa che un po' inquieta, un po' lascia l'amaro in bocca. Giustamente voi siete venuti qui perché l'anno scorso, il 25 giugno, è successo un fatto simile. Ecco, io posso dire che quella bambina ha avuto la fortuna di trovare una bella famiglia, e posso augurare anche a questo bambino di poter, se la mamma non dovesse ritornare, ecco, di avere altrettanta fortuna di trovare una bella coppia di genitori.